Il Partito Democratico vuole che in questa riforma siano previsti almeno 100 medici in più nei nostri ospedali, almeno 200 infermieri in più nei nostri ospedali, 50 gruppi di medicina integrata che sono servizi territoriali che rispondono al tema della cronicità e della non autosufficienza e una riduzione importante delle rette delle case di riposo che oggi sono così alte che soltanto famiglie privilegiate si possono permettere. Una sola persona rischia di diventare il capo di tutta la sanità veneta, cioè abbiamo 8 miliardi e mezzo di euro, i soldi dei nostri ospedali, i soldi delle nostre cure che finiscono di essere gestiti da una sola persona in un solo posto e con scarsissimi controlli. Stiamo parlando di 2 Mose all'anno, questi sono gli ordini di grandezza. Noi vogliamo la massima trasparenza, noi vogliamo che tutto venga gestito come in una casa di cristallo, in maniera trasparente, per essere sicuri che i soldi vengano usati solo ed esclusivamente per le cure. E per esempio vogliamo dire basta con i project financing, questi progetti di finanza, mostri mangia soldi. Pensiamo all'ospedale dell'Angelo, doveva costare 250 milioni di euro e costerà 1 miliardo e 200 milioni, soldi rubati alle nostre cure. Una scelta che va a delegittimare quello che è stato il lavoro soprattutto del territorio, in particolare ULSS come l'ULSS 15 di Cittadella Campo San Piero, che in questi anni ha voluto differenziare le sue scelte in 2 ospedali, quello di Cittadella e Campo San Piero, dando voce alle esigenze del territorio, soprattutto anche in base alle scelte dei sindaci. Questo non è stato riconosciuto. Un accorpamento in un'unica ULSS con Padova sicuramente delegittima un percorso che in questi anni ha voluto dare servizi di qualità. Piuttosto è meglio guardare a un'ULSS, quella pedemontana, che è stata riconosciuta già in questa nuova proposta della Giunta e della Commissione, che vede Bassano come ULSS a sé stante rispetto a Vicenza. Questo territorio della pedemontana raccoglie servizi legati al trasporto, un flusso anche di pazienti che riguarda questo territorio. Penso che sia questa una scelta che vada a dare sicuramente servizi di qualità e anche dei risparmi. La questione case di riposo si può risolvere distribuendo equamente quelle che sono le risorse per tutte le case di riposo che sono nel Veneto, e non ci sono quindi case di riposo di serie A che ricevono il doppio rispetto alle case di riposo di serie B, e questo permetterebbe che a tutti i cittadini in maniera convenzionale, comunque accettabile, riescono ad accettare la spesa della casa di riposo che è anche consona per quelle che sono le situazioni economiche. Se noi dessimo le stesse risorse a tutti, tutti avrebbero la possibilità di andare in casa di riposo con prezzi equanimi.